Firmato giovedì 12 dicembre nella sede dell'APT di Jesolo, alla presenza del presidente della provincia di Venezia Francesca Zaccariotto, il progetto Casa del Turismo di Jesolo, approvato dalla Giunta provinciale a fine novembre. Spero che adesso che abbiamo firmato effettivamente sia una casa del turismo che possa dare le giuste risposte ai tanti turisti che d'estate vengono a frequentarlo, perché purtroppo negli ultimi tempi c'è stato un po' di, non per colpa di nessuno ma per mancanza di fondi, c'è stato un po' di disservizio che noi assolutamente tutti assieme dobbiamo colmare. Quindi l'auspicio che ho io per il 2014 è che finalmente il turista che venga accolto in questa casa trovi tutte le risposte di cui è necessario. Un progetto che riunisce sotto lo stesso tetto i diversi soggetti che operano nel turismo, l'APT della provincia di Venezia, l'Associazione Albergatori di Jesolo, il Comune di Jesolo, Fiditurismo, Federconsorzi e il Consorzio di Promozione Turistica Jesolo Eraclea. Il progetto prevede l'utilizzo collettivo degli spazi disponibili al Cursal, immobile gestito fin dal 2010 dall'APT della provincia di Venezia, che diventeranno così una vera casa del turismo, dove casa indica l'accoglienza di qualità che gli operatori del settore garantiranno ai turisti e alla città. Sì, perché passiamo dal tavolo in cui tutti quanti concertavano la programmazione a mettere le associazioni sotto un unico tetto, quindi una collaborazione forzata e fattiva da parte di tutti gli attori del turismo. La durata del progetto sarà di 36 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto. Jesolo diventa così un modello di riferimento per tutto il territorio provinciale. Aver avviato questo nuovo modo di lavorare, no, che permetterà di avere informazioni uniche, una sede unica, gli operatori che si parlano, gli obiettivi condivisi e comuni e anche un'apertura a tutti gli altri soggetti che sono presenti nel territorio per essere nella casa del turismo, ci permetterà di continuare a portare avanti Jesolo non solo come la spiaggia più importante dell'Adriatico, ma anche come una località che si propone con un modello operativo ottimale quale quello che vuole essere la Casa del Turismo. Pensando alla città metropolitana del futuro, questo progetto significa non solo ridurre gli sprechi e i costi fino ad ora sostenuti, ma anche razionalizzare le attività per il raggiungimento degli obiettivi, fare strategia comune e aprire la strada a nuove esperienze utili a tutti coloro che si occupano di turismo. Venezia sarà città metropolitana e quindi deve per l'appunto proporsi come un modello che va al di là dei campanili, che lavora con il territorio e per il territorio e quindi sa dare dei servizi il massimo di quelle che sono le risorse umane, economiche per poter sempre più presentarsi con la qualità che ha sempre dimostrato di avere, la professionalità che ha sempre caratterizzato il nostro territorio e che lo pone ancora oggi come la prima provincia in Italia.